2 donne al giorno denunciano di essere state vittime di violenza. Ormai i dati sono d'allarme rosso anche nel civilissimo Veneto. Sono i numeri del centro antiviolenza di Padova che raccoglie 720 casi all'anno, per la maggior parte, il 72%, di donne italiane. Impossibile calcolare il sommerso, la quantità di donne che ancora non ha il coraggio di denunciare. Il 47% di chi si rivolge agli assistenti specializzati racconta violenze fisiche, il 33% psicologiche, il 7% è oggetto di stalking. L'Ordine degli Psicologi del Veneto promuove ora la campagna Amore Malato per un aiuto professionale. È importantissimo far capire alle persone che hanno nello psicologo un alleato per risolvere le loro problematiche e per vivere meglio. Il Consiglio regionale del Veneto ha voluto ricordare la lotta contro la violenza sulle donne alla vigilia della giornata mondiale domani 25 novembre con una sedia vuota in aula consiliare, simbolo di una vittima che troppo spesso non ha parola e a cui è dedicato un decalogo di richieste e impegni pubblici, frutto di analisi di esperti del tema, creato allo scopo di farne una mappa di lavoro per le istituzioni. E molte sono le iniziative in programma domani in tanti centri del Veneto. In comuni, province, aziende e USL si troverà una sedia vuota con la scritta "posto occupato", a ricordare quello spazio lasciato vuoto da ogni donna uccisa. Niente paura, per una volta è solo una messa in scena. Le associazioni Yushinkan e Street Defense a Padova, sotto l'egida del comune, daranno il via a corsi di autodifesa per donne nei quartieri con lo slogan "Io mi difendo da sola". La novità è che insegneremo alle donne a difendersi con esattamente quello che hanno a disposizione nel momento in cui escono di casa, quindi vuol dire l'ombrello, le chiavi, un grosso anello oppure le stesse borse della spesa.